Siamo con Giovanni Furlanetto, consigliere regionale uscente del Veneto, che oggi è qui a Mestre ad un incontro a sostegno della candidata sindaco di Venezia Francesca Zaccariotto. Però parliamo anche dell'aspetto delle regionali. Lei che cosa si aspetta, che cosa si augura, per chi voterà? Allora io mi auguro che Indipendenza Veneta prenda il 51%, quindi sia un plebiscito in favore dell'indipendenza, perché io credo che Morosini abbia le capacità, la volontà e la forza di andare il giorno dopo a Roma e dire da oggi trattiamo e i soldi ce li teniamo. Quindi io spero veramente un risultato enorme dell'Indipendenza Veneta, sperando che i veneti capiscano, perché se non capiscono allora dopo è inutile che si lamentino. Per quanto riguarda il comune di Venezia, perché sostenere Francesca Zaccariotto? Ma perché è la persona giusta al posto giusto. Lei è una persona che venendo da fuori vede la città senza nessun interesse. In più ha una grande capacità amministrativa, l'ha dimostrata con la provincia di Venezia, e la città metropolitana va a sovrapporsi esattamente alla provincia di Venezia, per cui diciamo che sarebbe il miglior risultato per amministrare questa città.